Treviso si prepara alla DJ10 con il sold out, 16.000 iscritti per la manifestazione podistica di Radio DJ che quest'anno si apre con la polemica dei commercianti aderenti a Veneto Imprese Unite. I negozianti denunciano il mancato coinvolgimento da parte dell'amministrazione comunale che ha solo inviato una mail chiedendo orario prolungato e di addobbare le vetrine a tema. Non abbiamo avuto coinvolgimento di nessun tipo e un po' ci è dispiaciuto perché negli anni scorsi abbiamo sempre organizzato qualcosa di molto importante per la città e gioioso direi che aveva accolto molto bene la DJ10. Organizzazione a mio parere, a parere dei commercianti che rappresento è pari a zero. Ci sono solo difficoltà nelle chiusure dei parcheggi, delle piazze, delle vie, divieti. Io personalmente ho avuto delle telefonate di persone che mi hanno detto non vengo sabato perché è tutto bloccato, vengo la settimana prossima. Questo è bloccare il commercio. Accuse rispedite al mittente dal sindaco Conte che parla di manifestazione che ha un importante impatto turistico sulla città, pur con qualche disagio. I grandi eventi portano sempre con sé qualche disagio, bisogna avere la forza di vedere oltre i disagi e di vedere l'opportunità. È da mesi che si parla della città di Treviso attraverso una radio leader a livello nazionale che è Radio DJ, se ne parla bene e quindi è certamente una ottima propaganda per la nostra città di Treviso. Mi chiedo scusa se c'è qualche disagio, però è altrettanto vero che i vantaggi superano nettamente i disagi. Il sindaco correrà sul percorso più lungo, quello da 10 km, ma la corsa piace all'opposizione. A ritirare il pettorale anche il capogruppo del PD Stefano Pelloni. Ci deve essere spazio per tutti, è un evento importantissimo penso per tanto commercio, per attività turistiche e anche per il podismo, per educare allo sport tante famiglie e quindi penso che sia positivo.